Una buona serata a tutti i nostri telespettatori e benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, il Nord-Est che potrebbe riunirsi, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, è un'idea che è stata lanciata da un comitato, il comitato appunto per la macro regione triveneta, un progetto importante che vuole ridare dignità a questo territorio, ma anche rilanciarlo, come si diceva, anche da un punto di vista economico, dandogli delle basi dove poter operare. Ne parliamo stasera, TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Li presento subito. Alla mia sinistra Jonathan Morello Ritter, buonasera, presidente dei giovani imprenditori Confapi del Veneto, è corretto? Sì, è giusto, corretto. Sì. Buonasera, grazie di essere qua. Al suo fianco abbiamo Giancarlo Corò, docente di economia all'Università di Venezia e di Fondazione Nord-Est, dunque questa fondazione che è sostenuta dagli industriali e che segue da tanto tempo l'andamento economico proprio di questa macro area. Al suo fianco l'avvocato Ivone Cacciavillani. Buonasera avvocato, grazie di essere qua anche lei, che è diciamo il portavoce, il volto di questo comitato per la macro regione triveneta. Grazie anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen, buonasera. Buonasera. Al suo fianco Giordano Riello, presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto, buonasera e grazie anche a lei di essere qua, un giovane. E poi Luigi Curto, buonasera presidente Curto, presidente di Confartigianato Veneto, una delle associazioni di categoria che raggruppa forse il maggior numero, no, di imprese artigiane. PMI del Veneto. Certo. Allora, io dicevo in apertura presentando che c'è questa volontà, c'è questo progetto, è stato presentato pochi giorni fa, c'è la possibilità di riunificare il Nord-Est, il Veneto, Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Si deve passare attraverso un referendum. Avvocato Cacciavillani, come si fa a unire il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige? Io mi fermerei sul verbo che ha usato lei, riunificare, perché l'ultima volta che siamo stati uniti o riuniti è stato con la creazione della 10ª legge della riforma dell'impero romano di Tiberio del 17 a.C. È passata un po' di acqua sotto il ponte, quindi dovremmo tornare alla vecchia 10ª legge che era Venezia et Istria. Venezia non era il nome di città, perché non esisteva ancora, era il nome di regione, di terra. Quindi, per carità, prendiamo con auspicio che dopo 2000 e passa anni si torna alle origini antiche, può darsi che si torni. Lei mi prende per primo perché mi considera responsabile, forse anche storicamente lo sono, perché è partita da una idea che peraltro, e questo ci tengo a precisarlo in apertura, non è affatto idea mia, non bisogna appropriarsi delle idee altrui. Io ho riesumato, proprio in occasione di questo coinvolgimento, un intervento di un certo Feliciano Benvenuti, certamente il più grande giurista che Venezia abbia avuto dopo il Sarpi, per dire, dopo secoli di vita, il quale nell'85 a un storico convegno di Lugano, 85 regioni istituite anni 1970, attuati da un senatore veneto, Eugenio Gatto. E dopo 15 anni il Benvenuti, che guardava al passato ma aveva maledettamente un occhio verso un avvenire anche lontano, aveva previsto con precisione la crisi del regionalismo italiano che è nato zoppo attraverso la continuazione delle 5 regioni a statuto speciale, che vuol dire falsare tutto il dialogo tra le regioni. Non a caso 2 dei nostri possibili partner sono speciali, una specialissima, l'altra specialina, perché il Friuli Venezia Giulia ha meno specialità del Trentino Alto Adige. Ora, era partito per dire: signori, dovete uscire dall'idea del confine
del sacro confine che fa un di qua e un di là. Dobbiamo pensare a una organizzazione del territorio che parlava proprio di nuova territorialità, dimensionato per funzioni, per servizi. La gente del campanile a Vito, risalente a secoli prima, oddio, se ne interessa sempre meno, interessa che i servizi pubblici funzionano, che i rifiuti vengano asportati, che l'acqua arrivi puntuale, che i mezzi di trasporto pubblico funzionino. Dobbiamo puntare a dei bacini di funzioni e non più a ambiti territoriali fissi. Questa è un'idea straordinaria. Nell'85 diceva: signori, il comune è morto. Il comune non ha più niente da dire con i sacri confini, per cui il comune deve fare tutto, tutti i servizi accentrati, quando non è in grado assolutamente di svolgerli per inadeguatezza, per carenza di mezzi, eccetera. Quindi dobbiamo pensare ad una integrazione funzionale. Il territorio è dimensionato su un complesso di funzioni che sia in grado di esercitare e di esprimere dal punto di vista economico, culturale, imprenditoriale, eccetera. Insomma, ora a un certo punto, per carità, senza riandare alla 10ª regio dell'imperatore Tiberio, non c'è dubbio che ci siamo posti con i due Galeotti, il terzo è qua, ma sta prudentemente defilato. I 3 Galeotti che si sono messi a remare questa nave per spingerla avanti. Diciamo: signori, il merito da solo ce la fa sempre meno. Questi sono economisti, per carità. Dopo sentiremo anche i numeri, certo. Il Trentino Alto Adige ha dei limiti abbastanza marcati. Il Friuli è diviso in due sezioni: la vecchia patria del Friuli, della Serenissima Repubblica, e la Venezia. Ora vogliamo pensare, io ho fatto il mio mestiere di giurista e chiedo scusa, ma penso di sottolinearlo con particolare energia. Ecco, io ho detto: signori, abbiamo un dovere di cittadini del mondo, perché parla strano, ma delle Dolomiti, del fenomeno Dolomiti, si è accorto il mondo. L'Italia non si è mai accorta che le Dolomiti formano un bacino autonomo, organico, che deve essere trattato unitariamente. A un certo punto è veramente la dichiarazione ONU, UNESCO, che è agenzia dell'ONU, certo, del 2009, che ha una caratteristica straordinaria. Io non posso documentarla perché il tempo non me lo lascia, né è certo questa la serie, ma io ne ho esaminate una quarantina di dichiarazioni ONU UNESCO in cui dichiara un certo bene patrimonio dell'umanità, ma questa è l'unica di quelle che ho potuto vedere io, ed è la cosa che mi ha veramente mi ha scioccato dal punto di vista professionale, e ho trovato rispondenza nei colleghi. Signori, l'ONU, il mondo, chiamatela come volete, ha imposto, non ha suggerito come fa per tutte le altre dichiarazioni, ha imposto una gestione unitaria delle 5 province in cui i 9 bacini orografici sono compresi. Quindi ha condannato la suddivisione dell'unico bacino Dolomiti in 5 province e in 3 regioni. Le province le abbiamo soppresse perché in Italia non ci sono più. Ma voglio dire, vogliamo per cortesia essere seri e dare importanza a questi pronunciati che sono veramente, vanno al di là della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea. È il mondo che dice: questa è roba mia, dovete curarla come voglio io, perché veramente siete custodi di questo patrimonio. Certo.
Certo, professor Casen, è una strada che può essere percorsa, ecco, è bene che diciamo subito ai telespettatori che la possibilità c'è e questa volta senza passare, tra virgolette, necessariamente per il Parlamento, perlomeno in una prima fase. Allora, facendo un rapido excursus di recente memoria, ci sono state varie proposte perché c'è un'esigenza di coordinamento del territorio, di identità del territorio, di capacità di produrre in maniera diversa e in maniera coesa, di capacità di sfruttare la cultura del territorio e naturalmente ognuno ha fatto delle proposte. La più forte è quella dell'indipendentismo veneto, ma naturalmente questo cozza contro una realtà che è quella della Costituzione. Allora così sono state proposte altre situazioni per provocare una diversa gestione del territorio. E questo non nasce soltanto una questione, diciamo, di affezione piuttosto che di sentimento patriottico, nasce dall'effettiva necessità di coordinare un territorio molto importante che nei tempi passati ha dimostrato una capacità produttiva, una capacità culturale che è venuta meno soprattutto dopo l'annessione di questo territorio all'Italia con la terza guerra di indipendenza. L'unità d'Italia fu una forzata unità sotto il dominio sabaudo e fu fatta anche in maniera abbastanza critica. Non fu riconosciuta l'identità delle varie regioni, anzi fu cancellata. Il tentativo culturale scolastico che viviamo ancora adesso è quello di cancellare la memoria delle regioni. E invece era la peculiarità, perché non possiamo dimenticare l'area fiorentina, cosa ha dato nel tempo e la capacità di produrre non solo cultura ma anche ricchezza, quella veneziana, quella napoletana e via di seguito. Nel tentativo di fare l'italiano nuovo, questo italiano è riuscito male, perché alla fine ciascuno di noi vive nel territorio e parla, per esempio, un fenomeno abbastanza diffuso, in tutte le regioni si parla il cosiddetto dialetto, che dialetto non è, ma è la singola unità del territorio, è la parlata e la lingua del territorio. Allora, questo tentativo di staccarsi dall'Italia oggi non è possibile se non attraverso percorsi improbabili e quindi si è cercato assieme all'avvocato Cacciavillani, che sicuramente è un esperto in questo senso, di trovare il meccanismo attraverso il quale la cosa si può attuare senza dover rompere tutto. È quella che viene proposta adesso. Cioè possiamo creare una unità nella diversità all'interno di un contesto italiano e un contesto europeo, perché se no non si capisce una logica che si è creata in tutti questi anni e che si perfeziona proprio in questo sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che in un momento in cui il mondo diventa collegato e quindi c'è questa espansione, questi collegamenti nuovi economici, sociali, eccetera, queste migrazioni che sono migrazioni mostruose, mai viste, mai esistite prima, trovare un'identità di un'area che non siano piccole aree, ma un'area grande che si riconosce nella diversità, ma anche nell'unità della gestione, come diceva l'avvocato Cacciavillani, della gestione anche quotidiana, ma non in micro unità che potevano essere più o meno logiche 100 anni fa, ma oggi comuni che sono al di sotto dei 20.000 abitanti sono inconcepibili, cioè c'è un costo gestionale e burocratico che supera qualsiasi logica visti i tempi che corrono. E quindi questa riunione delle regioni è un passo importante, anche perché sono 3 regioni che sono attigue, contigue e hanno delle finalità e delle economie che si intrecciano. Poi abbiamo una cosa importante all'interno di queste 3 regioni, abbiamo Venezia. Venezia è caput mundi, insomma, cioè oggi
da sola potrebbe fare l'economia di tutto il Veneto, ma purtroppo è un po' maltrattata. Ma al di là di questo, l'idea è quella di fare una macro regione, quindi arrivare a un numero di abitanti sufficiente perché si crei una nuova economia e che questa economia poi, anche produttiva, riesca a confrontarsi con gli altri paesi europei. E questo è l'altro passo, quello economico, che è molto importante. Ecco, E poi naturalmente gli argomenti ce ne sono moltissimi. Stavamo facendo per i telespettatori, quello che vedete è il sito internet macroregionetriveneta.org, dove si possono trovare tutte appunto il progetto nel suo insieme, le motivazioni e tutto quello che diciamo serve per appunto avere un'idea più chiara di quello che si sta proponendo. Mi scusi, l'ho interrotto. No, siamo entrati in Europa, possiamo confrontarci con l'Europa, possiamo trarre dall'Europa tutti i vantaggi per cui l'Europa è stata costituita, è importante che lo sia, ma non come gregari, ma come parzialmente artefici di questa nuova unità europea. Certo. Professor Corò, io prima dicevo in apertura come Fondazione Nord-Est che ricordiamo è una fondazione, dicevo, i soci fondatori sono Confindustria Veneto, Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Trento, Union Camere del Veneto, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e anche l'Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Artigianato, Industria, Artigianato e Agricoltura del Friuli Venezia Giulia. Voi da sempre seguite l'andamento di questa macro area. Allora, una macro area che forse da un'unione anche amministrativa potrebbe trarre vantaggio. Qual è la vostra chiave di lettura? Io direi che la proposta è una proposta sicuramente interessante, degna di essere discussa, e tuttavia credo che se analizziamo, affrontiamo questo problema con lo sguardo rivolto al passato, non faremo molta strada. Ovvero, giusto richiamare anche le tradizioni, no? Che in qualche modo hanno unito quest'area nella storia, in alcuni momenti è stata anche divisa, peraltro, anche da fronti bellici alquanto cruenti. Però in ogni caso, una unitarietà economica, sociale, geografica certamente ce l'ha, e senza comunque tornare alla Serenissima o anche ad altre epoche storiche, basterebbe anche ricordare la proposta di Giorgio Lago ancora negli anni 90, da cui poi nasce anche l'idea di una fondazione Nord-Est che almeno consideri unitariamente quest'area che non solo è collocata a nord-est dell'Italia, ma era in particolare proiettata a nord e a est dell'Europa, no? Con alcune sue caratteristiche particolari, sia dal punto di vista della sua struttura economica, ad esempio questa forte, significativa presenza e di successo della piccola e media impresa, la sua organizzazione anche in distretti manifatturieri, la sua forte anche proiezione internazionale, no? Ora, tutto questo, secondo me, potremmo dire si conferma, però se vogliamo rilanciare un'idea, credo che bisogna avere un progetto di sviluppo, ed è appunto un'idea che deve rispondere a un progetto di sviluppo, di competitività in Europa di una regione che, qua bisogna anche dirlo, diversamente dai tempi anche di Giorgio Lago, da quando nasce la Fondazione Nord-Est, che nasce tra l'altro alla fine degli anni 90, nel 98, certo. L'atto costitutivo, sono cambiate molto le situazioni, è cambiato lo scenario generale e bisogna riconoscere, questa è un'area che non cresce più ormai da troppo tempo, ancora oggi noi siamo comunque a un livello di produzione inferiore alla fase, chiamiamola pre-crisi, ricordiamo solo gli investimenti, ad esempio, no? Gli investimenti qua sono al di sotto del 20% di quanto era nel 2007, mancano all'appello 8 miliardi di investimenti, in gran parte privati, in parte pubblici, che non sono certo aumentati, certo. Non sono neanche fortemente ridotti, ma comunque in ogni caso c'è sicuramente un problema appunto di rilancio, no, dello sviluppo. Il problema è come passa questo rilancio. Credo che ci siano alcuni temi, alcuni sono anche stati richiamati, che danno senso a un progetto politico e istituzionale di governo dello sviluppo. Io credo che
uno dei grandi temi comunque rimane quello delle infrastrutture, non forse perché sia, come dire, la priorità assoluta, ma perché in un qualche modo è l'elemento che unisce quest'area e che dovrebbe appunto contribuire a integrarla maggiormente, valorizzando anche le risorse e anche le diversità che ha al proprio interno. Pensiamo insomma intanto al sistema autostradale e alla frammentazione della gestione di questo sistema autostradale, che sta comportando problemi di poco conto oggi nella ridefinizione, ad esempio, delle concessioni autostradali e anche del disegno complessivo della rete. Pensiamo all'alta velocità. Questa è l'unica area italiana, ormai rimasta, adesso voglio dire l'unica, poi c'è tutta anche la zona adriatica, però voglio dire nel nord Italia è più facile oggi da Milano raggiungere quasi Roma, sicuramente quasi Napoli forse, che non arrivare appunto a Venezia, no? E oggi in particolare il rapporto con Milano è fondamentale, no? Per quest'area, no? Ma pensiamo anche al sistema portuale, insomma, questa insomma un po'. Non c'è un sistema portuale dell'Alto Adriatico? Diciamo ci sono due porti importanti che rischiano di farsi più concorrenza che cooperazione e francamente anche questo non a vantaggio dei servizi portuali e logistici di questo territorio, con enormi anche potenzialità, tanto più se integrato appunto il sistema autostradale, magari anche appunto un sistema ferroviario adeguato. Pensiamo anche al sistema aeroportuale, voglio dire, abbiamo comunque un insieme di scali e nell'insieme un sistema aeroportuale anche di tipo internazionale, di livello internazionale, che potrebbe certamente essere rafforzato da migliori collegamenti, ad esempio attraverso l'alta velocità in un disegno complessivo. Questo dal punto di vista, se vogliamo, infrastrutturale della grande accessibilità, non diciamo appunto della necessità di avere anche un sistema moderno di trasporto metropolitano passeggeri. Anche qua siamo una delle poche regioni ormai d'Europa che non ha questo tipo di servizi e credo che nessuna delle regioni singolarmente presa è in grado di affrontare questo problema, a partire ad esempio da discussione che si è fatta diciamo qualche anno fa, poi un po' subito sfumata dopo le elezioni del Veneto, che era l'idea anche di mettere a gara il servizio ferroviario in modo da favorire degli investimenti anche in tecnologie e in capacità organizzative per offrire un servizio europeo moderno, no? Singolarmente la regione secondo me non è nelle condizioni di farlo, la singola regione, nel caso il Veneto, figuriamoci le altre che sono ancora un po' più piccole, credo che nell'insieme forse invece si riuscirebbe a, sul piano delle infrastrutture, che non è appunto l'unico tema da affrontare, ma certo, magari affronteremo gli altri. Certo. E quindi... certo. Giordano Riello, allora, per l'imprenditoria, forse voi siete più propensi all'export, però siete ancora qui a produrre. Siamo ancora qua, siamo con 6 stabilimenti su 7 in Italia, quindi questo io penso che sia un dato abbastanza, in Veneto. Quindi io penso che sia un dato abbastanza sensibile questo su quanto crediamo ancora e quante possibilità ci può dare la nostra regione. Questa sera stiamo parlando di confini e secondo me i confini in questo momento storico sono dati dai mercati. Noi non possiamo pensare di rimanere troppo campanilisti vicini troppo vicini al nostro territorio, ma bisogna avere una visione più di ampio spettro. Stiamo parlando di macroregione, io la definirei anche più una regione a geometria variabile in questo caso, perché bisogna cercare di assimilare il più possibile e di compattare il più possibile le regioni che hanno interessi economici, sociali e culturali comuni. Dal punto di vista industriale noi siamo una regione, come tra l'altro lo è il Trentino e come tra l'altro lo è il Friuli, che conta piccole e medie imprese. La grande industria da noi non esiste e se esiste ce ne sono molto poche. Senza andare tanto distante, nel nord di Vicenza, Tiene, abbiamo il distretto dell'aerospazio. Abbiamo una quantità di piccole e micro imprese che producono macchinari, che producono strumentazione, che poi vanno nei satelliti, sono presenti nella stazione orbitante, quindi abbiamo delle regioni con delle grandi capacità. Certo che abbiamo grandi eccellenze. Abbiamo enormi eccellenze e non sappiamo che sono dietro la porta di casa. Certo che se le continuiamo a lasciare sole queste piccole eccellenze, diventano sempre più deboli fino a scomparire. E sicuramente incominciare a dialogare, creare un percorso di crescita strutturato con le altre regioni, io penso che sia sempre che più fondamentale e necessario per riuscire a mantenere la competitività nelle nostre imprese. Detto questo, senza andare anche qui poco distante, se guardiamo il nord di Padova e se guardiamo i comuni, il Campo Sampierese ha 11 sindaci che io trovo estremamente lungimiranti, perché stanno attuando un processo endogeno
diffusione attraverso di questi 11 comuni, e se il processo dovesse arrivare a compimento, gli 11 comuni fusi diventerebbero il terzo comune più grande della nostra regione. Quindi questo vuol dire che anche l'amministrazione pubblica si sta rendendo conto della necessarietà e dell'importanza che questi incomincino a dialogare tra di loro, perché non si hanno più le risorse economiche per poter gestire tutto l'apparato comunale, certo, tutti i servizi e o addirittura anche quello provinciale. Ecco, un altro passaggio secondo me importante è sulla provincia. La provincia ad oggi io trovo che sia un ente totalmente inutile e privo. Ma non serve più, ma abbiamo ancora il presidente della provincia, che tra l'altro esiste l'associazione di rappresentanza, avrebbe da dire, ma comunque la provincia, il presidente della provincia è frutto di una carica politica e basta, che non è nemmeno eletto dal popolo, quindi è una figura frutto solamente di accordi politici, e questi io credo sprechi economici che si potrebbero ottimizzare attraverso rapporti di dialogo e collaborazione con altre regioni. Quindi dal punto di vista industriale, secondo me, se si ha un piano infrastrutturale, sociale, anche turistico, perché il Veneto è la prima regione per affluenza turistica e il Trentino è la seconda regione d'Italia per affluenza turistica. Alto Adige. Non è la Toscana con Firenze, non è il Lazio con Roma, è il Trentino il secondo e il Veneto il primo. Sono dati secondo me importanti, e muoversi in questa direzione io penso che possa aiutare diversi e tanti settori merceologici. Certo, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, appena rientriamo la parola al Presidente di Confartigianato Veneto Luigi Curto, e poi sentiremo Jonathan Morello Ritter. Tra poco, un minuto di pubblicità, torniamo subito.